Buonasera, bentrovati con l'informazione di Prealpina. Apriamo questa sera il nostro giornale con la sentenza che ha condannato a 12 anni di carcere il 25enne di Quasso al Monte, accusato di tentato omicidio per aver sparato con un fucile da caccia a un suo coetaneo la sera del 5 gennaio 2024. Il servizio di apertura è di Massimiliano Martini con le immagini di Agenzia Blitz. È stato condannato a 12 anni di reclusione il 25enne di Quasso al Monte che la sera del 5 gennaio 2024 sparò con un fucile da caccia a un suo coetaneo davanti alla stazione di Arcisate. Era accusato di tentato omicidio, reato per il quale il PM Lorenzo Dalla Palma aveva chiesto la pena di 16 anni. Alla vittima, costituita parte civile con l'avvocato Elisabetta Brusa, è stato riconosciuto un risarcimento provvisionale di 25.000 euro. Il difensore, l'avvocato Corrado Viazzo, che aveva chiesto la derubricazione del reato in lesioni personali gravi, preannuncia ricorso in appello. Secondo la ricostruzione dell'accusa, la vittima, nel tentativo di difendere una ragazza che l'imputato stava aggredendo, si scontrò con lui in una breve colluttazione. Dopo la lite l'imputato si allontanò dicendo che sarebbe tornato e così fece. Pochi minuti dopo scese da un'auto noleggiata e armato di fucile sparò all'altro ragazzo all'addome. Le immagini delle telecamere e le testimonianze degli amici della vittima portarono i carabinieri a identificare in fretta l'aggressore, che si costituì il giorno successivo. Si chiamava Fabio Zuccoli, l'uomo di 51 anni, morto ieri mattina travolto da un treno in transito nella stazione di Vedano Olona. La ricostruzione di quanto accaduto ha confermato la dinamica emersa già dalle prime ore. Zuccoli stava attraversando i binari con le sbarre del passaggio a livello abbassate, spingendo a mano la sua bicicletta e non si è accorto dell'arrivo del treno. Nonostante l'allarme sonoro e la frenata, il macchinista non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. Il 51enne non risiedeva a Vedano, ma si trovava lì perché ospite degli anziani genitori. Andiamo ora a Varese, in via Piave, una città nella città che è diventata il cuore multietnico del capoluogo varesino e tra l'altro è anche una delle arterie più trafficate. Vediamo il servizio con le immagini di Stefano Benvenu di Agenzia Blitz. Lungo via Piave sono numerosi i negozi etnici con prodotti, merci e servizi che si rivolgono soprattutto, ma non solo, a cittadini stranieri che risiedono in città. Un carattere della strada che la rende particolare, un mix di lingue e paesi diversi, un punto di incontro tra varie culture, un angolo multietnico, multirazziale, multilinguistico della nostra città. Nello stesso tempo regge in questa via varesina il commercio di vicinato, diverso da quello delle grandi catene che occupano i luoghi più prestigiosi del centro città. Ci sono attività vicino alle quali molti cittadini stranieri si incontrano per scambiare quattro chiacchiere e per rinverdire i ricordi della propria terra d'origine. Uno speciale dispositivo per rendere più virtuoso ed efficiente il depuratore con risultati eccellenti. Succede all'Onate Pozzolo. Un risparmio annuo di 230.000 euro per la gestione del depuratore di Sant'Antonino a Lonate Pozzolo. Tutto questo grazie all'utilizzo del controllore di processo Oscar che ha consentito di rendere ancora più efficiente la depurazione dei reflui fognari. Alfa, la società che ha in gestione il servizio idrico provinciale, dopo un anno di attività tira le somme di una scommessa rivelatasi vincente che riduce al minimo i costi di gestione, ottimizza il processo e migliora la qualità dell'acqua depurata. Il controllore di processo Oscar ha permesso la riduzione del 25% del consumo di energia elettrica del comparto biologico dell'impianto, la riduzione del 76% dei reagenti chimici utilizzati e un miglioramento generale della qualità dello scarico, già conforme alla nuova direttiva europea delle acque reflue. E siamo ora alla cultura, terza serata del BAF, che ieri al Cinema Teatro Dante di Castellanza ha visto protagonista la regista Elisabetta Sgarbi. L'ha incontrata per noi Sara Magnoli e la vediamo nel servizio con le immagini di Domenico Ghiotto di Agenzia Blitz. Elisabetta Sgarbi al BAF nella sua veste di regista, anche editrice. Qual è il fil rouge tra letteratura e cinema nella sua esperienza? Diciamo che io non riesco a distinguere tra letteratura e cinema, amo tanto il cinema quanto amo la letteratura, per cui se mi viene in mente di fare un film necessariamente parlo un linguaggio anche letterario e viceversa, la letteratura
che io penso per il catalogo della nave di Teseo spesso comprende il cinema. Sono mondi che dialogano tra loro, che vivono insieme, che naturalmente stanno insieme. E ora il calcio, Serie C, domani alle 18:30 la Pro Patria recupera la partita interna contro l'Atalanta Under 23, un passaggio importante nella rincorsa alla salvezza. Ce ne parla Luca Spriano. Il colpo sul campo della Virtus Verona ha rinvigorito classifica e convinzione, ora serve continuità di risultati. La Pro Patria gioca domani il recupero casalingo contro l'Atalanta Under 23 con la speranza di conquistare altri punti e rafforzare la propria posizione in classifica in chiave play-out. Le squadre scenderanno in campo allo Stadio Speroni con inizio alle 18:30, partita difficile, avversario ostico che segna tanto, 57 gol, ma subisce non poco, 47. Mercoledì abbiamo un'altra gara importante contro una compagine dell'Atalanta fatta di giovani, brillanti, che hanno grosse qualità, che cercano sempre di fare la gara, ma per noi sarà importante, visto che giocheremo fra le mura amiche, fare ancora risultati. E sono tanti i temi che come sempre potete trovare domani in edicola e anche sui supporti digitali sulla Prealpina. Parola a Marco Raimondi per qualche anticipazione. Grazie Fabio. Sul giornale di domani pubblichiamo un'altra testimonianza della varesina Lucia Danna da Gerusalemme. Sono giorni durissimi per entrambe le popolazioni, quella israeliana e quella palestinese, ormai arrivate allo stremo. Parliamo anche dell'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Il dibattito in Consiglio regionale è stato seguito da Luca Testoni e ancora focus sulle truffe che si ripetono in tutta la provincia grazie all'approfondimento di Barbara Zanetti. Terremoto Palio e Legnano con le dimissioni della presidente Maria Pia Garavaglia. Ci spiega tutto Gigi Crespi. Proseguiamo con il programma del Festival del Cinema di Busto Arsizio e infine andiamo ad analizzare il momento positivo della pallacanestro varese dopo la vittoria su Scafati. E per questa sera è tutto, l'appuntamento con l'informazione di Prealpina torna come sempre domani e a voi tutti l'augurio di una buona serata.